Papà e la mamma erano dei tramonti di mezzo. La mamma faceva la casalinga, poi il papà era stato un poco in Germania, era stato un poco, faceva il stagni, che una volta stava alla spignata. E basta, qui. Erano anche sei frasi, forse quattro frasi. Avevano una mucca per casa e basta. Non avevamo ormai. Dopo sei sposata, sei venuto qui. Allora qui era una famiglia che era tante vacche. E qui facevano i contadini su qui. Qui avevamo proprio vacche, avevano stalli qui. Beh, questo qui. E quando sei venuto qui, ma era già la chiesa che faceva formare qui. E era già da vecchio, proprio tradizione vecchia vecchia. E faceva il formaio e dopo si un'era una buona dalla sala lunga, allora e lo metteva a musinare. Pure detto, qui aveva sempre la macchina da porcetta e mi faceva con che. Prima lo musinava con la macchina, col piede in calaibus figures e poi con quel piffino. Lo tornava a passare. E ormai da città è una roba che a volte io avanti io musinava ed è venuta una roba moderna perché che a volte era tutti i ratami e mangiava per loro, non mi per vendere. E gli ingredienti che tu mettevi dentro era formai. Un formai vecchio, ma che tempi c'era formai c'è mocagliara perché hanno da tutto, e mangiava quel più buono e per pescare magari faceva, è stato, era la miseria anche a volte. Allora lo musenavi e dopo lo tornavi a passare la seconda volta, col piede in piffin. E allora dopo mettevi dal latte, il latte si lo mettono in alla volta, perché se no non tu si sa regolare. Dopo man mano che si manteca, tu metti un di più, un di manco, tu metti un di pepe e basta. Il latte se lo mettono in alla volta, perché non si può mettere 3-4 litri tanto per dire. Tu metti un po' e dopo tu metti il formaggio. Se dopo manca si torna a mettere, ma se tu metti massa, non si può llevare via. Lo metteva nella mastella, dopo loro lo fraccava e lo metteva perché lo tenevano per mangiare. A noi vendeva, faceva gli scarsi e dopo lo metteva qui. Anche in un boccio, che penso io che l'aveva, un boccio di legno anche, e dopo lo fraccava bene e non gli era ormai così. E mangiava, diciamo che poteva qualche volta.